Appuntamento con la storia questa sera al Palazzetto dello Sport di San Martino di Lupari. Pronti a partire con l'incontro Fila San Martino contro Polisport Lavagna. Primo possesso per le Lupe. Guida Erika Bolletta, parla per Valentina Stoppa. Francesca Biral, Lisa Cignarale. Attacca Lisa Cignarale, canestro. E realizza i primi 2 punti della partita. Lupe subito avanti. Primo possesso anche per la squadra ligure. Vi ricordiamo all'andata a Lavagna il Fila si è imposto con il punteggio di 52-48 e oggi sarà sufficiente anche perdere con 3 punti di scarto per poter così salire per la prima volta nella storia in Serie 2. Conduce il secondo possesso della partita il Fila, palla Valentina Stoppa che attacca il centro, palla per Alice Pagliotto, non va a buon fine lo scarico. Si avverte un po' di tensione in campo per questa partita che davvero può scrivere una pagina di storia per le Lupe del Fila San Martino. Possesso Lavagna che attacca, palla Patelli, attacca il canestro, ribaltamento da 3 punti dal numero 14 Peirano, rimbalzo offensivo di Lavagna, fallo, canestro non è buono, anzi passi di Sara Descalzi, la top scorer per Lavagna d'andata con 23 punti. Dall'altra parte ancora Bolletta per Cignarale, Pagliotto stoppa, gioca sul perimetro il Fila, palla ancora fuori per Cignarale che prova l'1 contro 1, difende bene Lavagna, ancora Cignarale, mano sinistra, realizza Cignarale, quarto punto per lei, quarto punto per il Fila San Martino. Ottimo inizio del Fila, sospinto dal suo pubblico, si sente l'appuntamento con la storia. Ora Lavagna, palla dentro, sbaglia Lavagna ancora, riparte dall'altra parte. Valentina Stoppa che attacca il canestro, prova lo scarico per Alice Pagliotto e anche questa volta non va a buon fine il dialogo tra le 2 giocatrici giallonere. Riparte la Spezia alla ricerca dei primi punti della sua partita. 2 minuti e 10 secondi di gioco. Questa volta viene fischiato fallo. Protagonista ancora una volta la numero 10, ospite Sara Descalzi, all'andata 23 punti per lei. Rimessa in attacco per Lavagna. Gioca Anna Peirano che va dentro, stoppata da Alice Pagliotto. Ultimo tocco di Lavagna e palla per le Lupe. Ancora un po' contratta la formazione ligure. Molto carica in difesa invece la formazione giallonera allenata da Sandro Sinigaglia. Ora in attacco con Biral. 1 contro 1, va fino in fondo, subisce fallo Francesca Biral che potrà andare in lunetta con i primi tiri liberi della partita. Arbitri dell'incontro i signori Aprea di Roma e Biondi di Faenza. Francesca Biral col primo tiro libero realizza 5-0 per il Fila San Martino. Francesca Biral col secondo tiro libero, 2 su 2 per lei, 6-0 Lupe. 7:20 da giocare nel corso del primo quarto. Ora Michela Fantoni, spalla canestro, sempre Descalzi, il perno del gioco della squadra ligure, da 3 punti realizza primi punti dell'incontro per Lavagna che dimezza lo svantaggio, ora 6-3 per le Lupe. Bolletta imposta il gioco per Stoppa, 1 contro 1 di Valentina Stoppa in angolo per Francesca Biral che ribalta. Cignarale prova l'1 contro 1, palla dentro, Alice Pagliotto non va, ostacolata da Anna Peirano
palla ancora in mano a Descalzi. In post basso, raddoppio delle Lupe, tiro mancino da parte della numero 7 Canepa. Dall'altra parte ancora le Lupe, stop da 3 punti, Bolletta non va, non prende neanche il ferro. Punteggio ancora 6-3 per le Lupe. Entrambe le squadre devono ancora prendere le misure con questa partita, ovviamente la tensione è molto alta, come d'altronde la posta in gioco. Chi si aggiudica questo incontro infatti sale direttamente in Serie A2, la perdente ha un'altra possibilità affrontando in un altro turno la squadra perdente tra Biassono e Bologna. Vi ricordiamo i +4 dell'andata per le Lupe, che possono concedersi il lusso di perdere di 3 punti, avendo un eventuale vantaggio nella somma dei punti tra i 2 scontri di andata e ritorno. Nel frattempo Pagliotto sbaglia per la formazione di casa. Dall'altra parte Peirano attacca la linea di fondo, non va, palla in mano a Valentina Stoppa, la capitana, contropiede, dietro la schiena, Bolletta sbaglia Cignarale, era azione spettacolo, peccato non sia stata portata a termine questa azione davvero spettacolare. Ancora Bolletta, Valentina Stoppa, finta il tiro da 3 punti, un po' statico l'attacco giallo-nero, deve ancora trovare le misure. Valentina Stoppa va da sola a appoggiare a tabellone, 2 punti per la capitana, 8-3 fila San Martino. Patelli in palleggio da 3 punti, non va, corto il tiro di Fantoni. Ancora in contropiede, Bolletta che non realizza, subisce fallo, potrà andare in lunetta con 2 tiri liberi. Il playmaker mancino delle Lupe per incrementare così il vantaggio della squadra di casa. Primo tiro libero, realizza Bolletta. 100% della lunetta per le padrone di casa questa sera. Non va il secondo tiro libero. C'è fallo fischiato in attacco sul rimbalzo a Alice Pagliotto. 9-3 per il FIA San Martino, +6. 4:34 da giocare nel corso del primo quarto, partita ancora lunga. Imposta l'azione d'attacco, la formazione ospite rischia di perdere palla a Patelli. Infrazione di passi di Canepa. Prime battute di gioco con numerose difficoltà da parte della formazione ligure, che non riesce a trovare ritmo, complice anche la pressione difensiva delle padrone di casa. Sale nel frattempo l'incitamento del pubblico giallo-nero. Valentina Stoppa dall'altra parte, mani addosso da parte dell'avversario, non viene fischiato il fallo da 3 punti. Lisa Cignarale, canestro valido, in contemporanea fallo in attacco di Alice Pagliotto che spinge a rimbalzo. Secondo fallo per il pivot giallo-nero, che nel frattempo viene messa in panchina da coach Sinigaglia per preservarla, visto che il match è ancora lungo. Non abbiamo visto chi è entrato in campo, ora arriveremo a scorgere la sostituta di Alice Pagliotto. La numero 6 Nausicaa Fassina, che lotta a rimbalzo. Palla contesa rimessa in attacco per Lavagna. 12-3 Lupe, +9, meno di 4 minuti al termine del primo quarto. Patelli in palleggio, non trova spazio. Peirano, post basso per Descalzi che si gira e sbaglia anche la talentuosa giocatrice ligure. Dall'altra parte contropiede realizza Nausicaa Fassina. 14-3 fila San Martino, +11, che sommato al +4 dell'andata
dà per ora un soddisfacente più 15 nel computo globale delle due partite. Time out chiamato dalla squadra ospite, 3:39 da giocare. Indicazioni in panchina dei coach Sinigali e Cardin per le nostre lupe. Vi ricordo nel frattempo in questa stagione 2007-2008 Fila San Martino protagonista con 10 vittorie consecutive nelle prime 10 gare, prima sconfitta all'11ª giornata nel derby contro il Giotto Padova, prima fase conclusa con 12 vittorie e 2 sconfitte, seconda fase stesso ruolino di marcia, 12 vittorie e 2 sconfitte per un totale di 24 vittorie e 4 sconfitte, a cui aggiungiamo la vittoria ottenuta la settimana scorsa sul parquet di Lavagna, il più 4 finale, e dà un piccolo vantaggio nell'affrontare questa partita. Più 11 fila, riparte il gioco, attacca la squadra ospite, ancora palla in mano a Descalzi, molte delle azioni passano per le sue mani, attacca il canestro, la numero 6, passo e tiro, realizza Jessica Carbonell. Ottima finta e ottima conclusione a canestro per 2 punti importanti per Lavagna, per sbloccare un punteggio che si stava facendo davvero preoccupante. Ora viene anticipata Biral, contropiede dall'altra parte, va a segnare proprio Descalzi e in pochi secondi Lavagna riprende un pochino la partita per i capelli e fa un mini break di 4 punti, ora è a -7. Dall'altra parte stop in palleggio, palla Biral, attacca il canestro, rischia di perdere palla, ricomincia l'azione, Cignarale, manca poco per lo scadere di 24 secondi, da 3 punti Cignarale non va, rimbalzo di Descalzi. Ora l'attacco giallonero si è dimostrato meno incisivo delle prime battute. Palla dentro, ancora per Lavagna, si gira per tirare, fallo di Biral. Andrà in lunetta la giocatrice Digori con 2 tiri liberi. Tocca a Jessica Carbonell l'occasione di aumentare il mini break di Lavagna e far rientrare in partita la propria squadra. Buono il primo tiro libero, 14-8 il punteggio. Carbonella ancora in lunetta, 2 su 2 per lei, 6-0 Lavagna, 14 fila, 9 Polisport Lavagna. Palla ancora in mano a Bolletta, stop Fassina, Cignarale, attacca il canestro Cignarale, sottomano, non va, tenta di recuperare il rimbalzo, palla in mano a Lavagna. Peirano ribalta dall'altra parte, tiro da 3 punti e realizza Lavagna e parziale di 9-0. Rientra in partita formazione ligure, che era partita un po' contratta, ora ha trovato ritmo e fiducia in attacco. Dall'altra parte di fila non trova buone soluzioni offensive, Bolletta rischia di pasticciare, Pagliotto, il suo tiro viene leggermente sporcato, non tocca nemmeno il ferro e Lavagna ha addirittura in mano il pallone per il pareggio. Patelli, Peirano, ancora Patelli, Carbonell, Peirano, gira il pallone sul perimetro, va a tirare Descalzi al termine dei 24 secondi. Buona la difesa della squadra di casa. 1 minuto al termine del primo quarto, attacco fila, Bolletta per stoppa, Valentina stoppa, prova la percussione centrale, fischiato fallo alla formazione ligure.
fallo fischiato la numero 6 Jessica Carbonell. Non siamo ancora in bonus, rimessa da fondo per il fila. Cignarale per stop in angolo, tiro da 3 punti, non va, rimbalzo. Viene fischiata infrazione di passi alla squadra ligure. Rimessa in attacco per il fila, 42 secondi al termine del primo quarto. Va Cignarale dal fondo, va da fuori Bolletta, attacca il centro, stoppa da 3 punti, non va, si lotta a rimbalzo, strappa la palla a Fassina, ancora azione d'attacco per il fila, che avrà sicuramente questo ultimo possesso. Va stoppa, scarico da 3 punti Cignarale, non va, ultimo possesso per Lavagna, che può arrivare alla fine di questo quarto con la palla in mano. Conduce Patelli, attacca il canestro la giocatrice ligure, non abbiamo visto bene di chi si tratta. Fallo di Alice Pagliotto, terzo fallo per lei. Situazione falli problematica per la lunga sammartinara. 2 tiri liberi per Peirano, che può impattare il punteggio. Va il primo, -1 Lavagna, secondo tiro libero. 14 pari. Abbiamo un break di 11-0 per la formazione ligure. Rischia di perdere palla Bolletta, ultimi secondi di gioco. Rischia ancora di perdere la palla, brutta azione giallonera che non riesce nemmeno ad arrivare ad un tiro pulito per prendere il ferro o quantomeno provare a segnare. Termina il primo quarto di gioco, 14 pari, perfetta parità, +4 nel computo del doppio confronto per il Fila San Martino. Inizia il secondo quarto di gioco, perfetta parità, prima azione del secondo quarto per le padrone di casa. Cignarale per Birale, spalla a canestro che si gira, non va, rimbalzo Lavagna che ha in mano il pallone del potenziale vantaggio. Potrebbe essere il primo vantaggio della partita per la squadra ligure. Da 3 punti sbaglia Descalzi, al rimbalzo strappa la palla alla giocatrice ligure che appoggia a canestro, 2 punti per lei. Canestro della numero 14 Anna Peirano. Ora è fine attacco, attacca il centro Lisa Cignarale, lo scarico. Il canestro è di, se non andiamo errati, Michela Marcato. Da 3 punti non va, tiro di Patelli. Di nuovo il fila dall'altra parte, Valentina stoppa, attacca il centro Erika Bolletta, appoggia canestro, non va, rimbalzo di Marcato che ha inciso bene con il suo ingresso in campo. Ora ricomincia l'azione, Valentina stoppa per il play di nuovo Erika Bolletta, pick and roll con Birale, attacca il centro Erika Bolletta, non va, Cignarale, scadono i 24 secondi, azione un po' macchinosa da parte delle Lupe. 1 minuto e mezzo trascorso nel corso del secondo quarto, ancora parità a quota 16. Attacco per Lavagna, si schiera a zona la formazione di Cozzini-Gaglia. Bravo Lavagna ad attaccare gli spazi liberi, canestro di Jessica Carbonell, +2 per la formazione ospite. Bolletta chiama il gioco d'attacco, si libera Cignarale, in post basso per Viral che attacca il fondo, lo scarico, infrazione di passi di Marcato. Era stata una buona iniziativa quella di Francesca Viral sul fondo, buono lo scarico, la ricezione di Marcato che però commette infrazione di passi in partenza. Tripla che non va di Peirano, si lotta a rimbalzo, palla a San Martino.
sempre a condurre Bolletta che chiama il gioco. Costa sul perimetro per marcato, Cignarale esce dal blocco Costa, non viene inserita da Cignarale che va 1 contro 1 centrale, alza la parabola, non va, il ferro sputa fuori il tiro di Lisa Cignarale. Dall'altra parte Lavagna che può aumentare il suo vantaggio, rientrati in partita la formazione ligure, adesso addirittura in vantaggio, sempre a zona la formazione di Coach Senigallia che ruba palla, contropiede delle Lupe, va Cignarale che sbaglia, sembrava un facile appoggio, perde il tempo del contropiede e poi sul rimbalzo commette anche fallo Lisa Cignarale. Ora rivediamo anche noi la decisione dell'arbitro che sembra aver fischiato fallo invece alla formazione ligure. Rimessi in attacco infatti di San Martino, 7 minuti e 5 secondi da giocare nel corso del secondo quarto, più 2 Lavagna. Va Cignarale, Bolletta per Costa da 3 punti, Stefania Costa non va, ribalzo di Canepa, imposta l'azione d'attacco, il play, Patelli per Principi, sotto canestro, non va l'appoggio di Canepa. È brava Birala ad uscire dalla lotta a rimbalzo, ancora Bolletta dall'altra parte che attacca il centro, va in sottomano, mano destra, realizza canestro più fallo. Bravissima Erika Bolletta che con la mano debole, la destra in questo caso, riesce ad appoggiare in traffico al tabellone, realizzare 2 punti importanti che portano le Lupe di nuovo in parità. Tiro supplementare per il play giallo-nero. La Bolletta realizza più 1 Lupe con questo gioco da 3 punti del play giallo-nero. Ritorna in attacco Lavagna, sempre a zona 3-2 la formazione di Coach Senigallia. Si adegua sui movimenti di palla, bravi ora a non dare spazio alla formazione ligure che pasticcia un po' e perde palla. Bolletta chiama il gioco, Fassina, marcato, Costa, ancora Bolletta, arresto e tiro dalla lunetta, non va, rimbalzo della formazione ligure. Patelli in questa redazione, palla in angolo, ribaltamento, Descalzi da 3 punti realizza. Sara Descalzi, top scorer anche nella gara d'andata con 23 punti, riporta in vantaggio Lavagna, questa volta di 2, 21-19 per la formazione ospite. Birali in post basso, perde per un attimo la maniglia del pallone, attacca il centro Bolletta, subisce fallo del numero 8 Fantoni. Viene chiamato un cambio tra le fila ospiti, esce proprio Fantoni, mentre al suo posto il numero 18 Eliana Carbonell. Rimessa a fila, Bolletta, esce dal blocco Fassina, attacca il canestro, lo scarico marcato coi piedi sulla linea, non va, era un tiro da 2 punti. Lavagna dall'altra parte, Descalzi, palla in angolo, ruba palla Fassina, bravissima, va dall'altra parte, rischia di pasticciare lo scarico di marcato che non va. Le Lupe non hanno gestito bene questa transizione, avevano la possibilità di impattare nuovamente il punteggio, rimangono sotto di 2 punti. Porta palla Carbonell, ancora Carbonell, palla in angolo, scarica Peirano sul perimetro, alza il tiro,
La guardia di Lavagna, bravissima a realizzare, più 5 Lavagna, allunga nel punteggio. Dall'altra parte palla in mano Fassina, gioca 2 con Bolletta, attacca il fondo Fassina, lo scarico, va marcato, non realizza. Sta faticando in questa frazione di gioco la squadra di coach Sinigaglia, cerca di approfittarne la formazione ligure, in vantaggio di 5 punti, mischia palla a terra, la palla rimane in possesso di Lavagna, lo scarico ancora nell'angolo, il tiro della numero 14 Peirano che non va, scadono i 24 secondi, il tiro non aveva toccato il ferro, non si è resettato il tempo. Ora viene chiamato un time out da coach Sinigaglia che decide di parlarci un po' su e cercare di invertire questo trend negativo. Si era iniziato il secondo quarto in perfetta parità, ora più 5 Lavagna che ha ribaltato il meno 4 subito nella gara d'andata. Nel computo totale delle due partite al momento è avanti Lavagna di un punto. Partita ancora lunga, rimangono 23 minuti e 53 secondi da giocare. Vi ricordiamo che nel caso Lavagna si aggiudicasse la gara di 4 punti si andrebbe avanti al supplementare per poter avere così una squadra avanti nel computo totale dei punti tra le due partite della gara d'andata e quella di ritorno. Le squadre rientrano in campo, si riparte con il possesso fila. Nel frattempo è entrata Michela Caldegher in cabina di regia al posto di Erika Bolletta. Cignarale attacca il Cignarale, perde palla in contropiede, Chiara Principi non va a canestro. Ora ribalta la palla per Carbonell che si alza al tiro, lo sbaglia, si lotta a rimbalzo, palla in mano a Cignarale che però la perde, forse ostacolata dall'avversaria, rimessa in attacco per la Spezia, per Lavagna. Descalzi, Peirano ancora sul perimetro, sempre a zona la squadra padrona di casa, attacca il fondo Peirano, prova a scaricare, palla in mano a Biral, palla recuperata, si va dall'altra parte e Fassina a passare da metà campo, Caldegher, Cignarale esce dal blocco Costa, tiro da 3 punti per Stefania Costa che non va. Stefania Costa specialista dalla lunga distanza. Ora attacca il canestro, non va, recupera il rimbalzo d'attacco e va a realizzare. È stata premiata la caparbietà di Peirano e Lavagna nel frattempo vola a più 6, 25-19. 2:35 da giocare nel corso del secondo quarto. Caldegher scarica per Birale che si gira, va a canestro, non realizza, in serie difficoltà in attacco il Fida San Martino. Poco ritmo e conclusioni poco convinte. Sempre a zona, il Fida ha stoppato il tiro da 3 punti, corre in contropiede Nausicaa Fassina che però perde palla, si lotta con la palla a terra, la strappa Cignarale. Con il possesso alternato la rimessa viene concessa a Lavagna. Nuovo time out, 2 minuti e 5 secondi da giocare, più 6 Lavagna, 25-19. In grande difficoltà in questo secondo quarto di gioco la formazione di casa che fatica a trovare dei tiri puliti, gli spazi adeguati. Un po' lenta la circolazione di palla. Dall'altra parte Lavagna, nonostante le prime difficoltà contro la zona della formazione di casa, è riuscita a trovare alcune conclusioni.
che l'hanno portata sul +6. Riprende il gioco, possesso Lavagna, va Eliana Carbonell, ricordiamo che ci sono 2 Carbonell in campo, la numero 6 Jessica, la numero 18 Eliana. Ora Principi, Peirano, palla dentro, si gira canestro, non va, rimbalzo e canestro. Caparbia l'azione della giocatrice di Lavagna, sempre Descalzi, altri 2 punti per lei sul tabellino personale. Va Callegher, lo scarico per Biral, finta tiro da 3, Callegher ancora, palla Cignarale, passano i secondi, non riesce a trovare spazio la guardia del fila, lo scarico dentro sul taglio di Fassina, che però non riesce a ricevere, palla direttamente sul fondo. +8 Lavagna con palla in mano e possibilità di aumentare il proprio vantaggio fino alla doppia cifra. 1:15 da giocare nel corso del secondo quarto. Palla dentro da Carbonell a Principi, che si gira e realizza altri 2 punti, e Lavagna davvero in vantaggio in doppia cifra in questo momento. Impensabile a inizio gara una reazione così veemente da parte della squadra ospite, che sembrava in balia delle padrone di casa e del palazzetto colorato di tifo giallo-nero. Eliana Carbonell in palleggio, palla dentro, si gira ancora al numero 14 che realizza, bravissima Anna Peirano, che riesce a mantenere il perno, a assorbire il colpo della difesa e ad appoggiare altri 2 punti a tabellone. Ora viene fischiato fallo in attacco, a quanto pare a Francesca Biral, per un blocco in movimento. Grande crisi il Filia San Martino in questo momento, +12 Lavagna con palla in mano. Probabilmente è l'ultimo possesso del secondo quarto. Palla Principi in palleggio contro Callegher, palla in post basso per lo scarico e il canestro. Ottima circolazione da parte di Lavagna, che va sul +14. Scade il tempo, non riesce a andare al tiro. Inizia il terzo quarto di gioco, il primo possesso per il Filia San Martino. Va Bolletta per Cignarale, Biral, stop, si butta dentro, rischia di perdere palla, Pagliotto la perde. Le Lupe devono recuperare 14 punti in questo incontro e 10 nel computo totale delle 2 gare, tra quella di andata e i primi 20 minuti di questa di ritorno. Finta tiro da 3 punti, ora con i piedi sulla linea, tiro da 2 punti sbagliato dal numero 5 Patelli, dall'altra parte Valentina Stoppa, prova a attaccare il fondo e commette infrazioni di passi. Primo possesso per il Filia San Martino andato a vuoto. Ora ancora possesso da Spezia, deve ritrovare fiducia e ritmo in attacco la formazione di coach Sinigallia per ribaltare questo svantaggio di 14 punti. Ora muove la palla molto bene la squadra di Lavagna, finta il tiro da 3 punti da 14, che prova il passo e tiro, palla dentro, palla fuori, recupera il pallone Bolletta, che va dall'altra parte in attacco, chiama il gioco, aspetta i movimenti dei compagni, esce dal blocco, Valentina Stoppa che non riceve, si sposta sull'angolo Bolletta per giocare con Biral in post basso, Biral si gira verso il fondo e subisce fallo. Buona questa iniziativa di Francesca Biral, ora rimessa dal fondo per il Filia San Martino. Sale nel frattempo l'incitamento del pubblico giallo-nero. Cignarale per Bolletta, stoppa, aspetta i movimenti dei compagni, prova 1 contro 1, palla a Bolletta che scarica fuori per Biral dall'angolo, realizza Francesca Biral,
rompe il ghiaccio in questo terzo quarto per il Filia San Martino, che si porta a meno 12. Vi ricordo Lupe vittoriose in terra ligure la settimana scorsa di 4 punti, ora sotto di 12, quindi un più 8 complessivo per Lavagna, che ora va al tiro da 3 punti e realizza. Appena si è riavvicinata la formazione di Cozzinigalia, subito brava la formazione ligure a rimandare in fondo nel punteggio delle Lupe. Ora è il più 15 per la squadra ospite, massimo vantaggio dell'incontro. Perde palla Pagliotto, va in contropiede Patelli, si ferma. Si fa decisamente complicata la situazione per la squadra giallonera. Ancora Patelli che ha scambiato con Peirano, va ad appoggiare Patelli, non va, rimbalzo di Pagliotto, corre dall'altra parte Bolletta, fa viaggiare la palla per Cignarale, che prova a attaccare il centro sotto mano, non va, lotta a rimbalzo, palla ancora di Lavagna. Va Patelli in palleggio a chiamare il gioco, zona 3-2 per il Filia San Martino, muove la palla sugli esterni, palla in post basso, per il passo e tiro della numero 6 Carbonell, non va, rimbalzo ancora di Pagliotto, contropiede, palla lunga per Valentina Stoppa, che viene fermata al momento della conclusione. Buona questa azione di contropiede delle Lupe, con il rimbalzo di Pagliotto, il lancio lungo di Bolletta e Valentina Stoppa che guadagna un viaggio in lunetta per accorciare le distanze. Prova a scappare Lavagna sul più 15 con 7 minuti da giocare nel corso del terzo quarto. Stoppa va con il primo tiro libero, nel frattempo ci siamo accorti che è stato fiscato fallo antisportivo a Lavagna con Valentina Stoppa lanciata in contropiede. Va Stoppa per il 2-2, porta il Lupe a meno 13 e ora con la palla in mano può ulteriormente accorciare le distanze. Sempre Bolletta a impostare il gioco, Cignarale, Biral, Stoppa da 3 punti, Valentina Stoppa realizza. In un amen la capitana con 5 punti filati riporta le Lupe a meno 10, meno 6 nel computo totale delle due gare. Ora da 3 punti non prende neanche il ferro la giocatrice ligure. Ultimo minuto decisamente favorevole per la nostra squadra, che recupera almeno in parte lo svantaggio. Ora Bolletta, per continuare in questo trend positivo, cerca il passaggio giusto per Biral in post basso, attacca il centro Biral e commette fallo in attacco. Ha preso posizione in maniera corretta la numero 10 Sara Descalzi, ottimo terminale offensivo e molto attenta anche in difesa quest'oggi. Nel frattempo entra la numero 19 Chiara Principi per Lavagna. 6:16 da giocare nel corso del terzo quarto. Partita ancora molto lunga, tutto ancora da decidere. Rimessa da fondo per Lavagna, tentativo di press da parte delle Lupe che pressano a tutto campo, passa da metà campo Lavagna che ora può impostare con calma il gioco d'attacco, sempre zona 3-2 per il Filia San Martino, ribaltamento, il tiro non va, Cignarale che riparte dall'altra parte, palla sempre a Bolletta, il metronomo della nostra squadra. Ora cerca di movimenti di smarcamento il Fila, nel frattempo è entrata anche Nausicaa Fassina. Valentina Stoppa attacca a mano destra e subisce fallo. Decisamente la più in palla la capitana Valentina Stoppa in questo terzo quarto di gioco per la squadra del Filia San Martino. Si fa sentire il pubblico giallo-nero, sente l'appuntamento con la storia di questa sera. Stoppa con la rimessa da fondo, Bolletta, Cignarale. In palleggio da 3 punti, Lisa Cignarale realizza
meno 7 fila San Martino. 5:30 da giocare nel corso del terzo quarto. Due bombe decisamente pesanti, prima Valentina Stoppa, poi Lisa Cignarale, riportano a galla il San Martino di Lupari. Ora sempre l'attacco contro la zona giallonera della squadra di Lavagna, che va a canestro e realizza canestro più fallo, trova lo spiraglio giusto, ci sembra Carbonell. 38 Lavagna, 29 fila San Martino. Tiro libero aggiuntivo per Jessica Carbonell, che non realizza, strappa rimbalzo Pagliotto, Fassina per Bolletta, via dall'altra parte. 9 punti di svantaggio per il fila San Martino. Cignarale, Pagliotto per Stoppa, Cignarale ancora, Fassina in angolo, finta il tiro, attacca il centro, Fassina va ad appoggiare, non riesce a realizzare, strappa rimbalzo, palla Lavagna. Dall'altra parte Descalzi, palla dentro, non vale, recupera Valentina Stoppa in equilibrio, segnale di fondo, ottimo recupero della capitana. Dall'altra parte va Bolletta in palleggio, finta la penetrazione, muove la palla, Cignarale dalla media distanza, non va, strappa il rimbalzo Fassina, palla 2, possesso alternato, Lavagna. Time out. Quattro minuti e 13 da giocare nel corso del terzo quarto, qui al Palazzetto dello Sport di San Martino di Lupari. 38 Lavagna, 29 fila San Martino, avanti di 9 punti la squadra ligure. Ricordiamo il più 4 di San Martino all'andata, che complessivamente quindi ci porta a un più 5 per Lavagna in questo momento. Vi ricordiamo che la vincitrice di questo doppio incontro salirà in Serie 2, la perdente affronterà a sua volta la perdente dello scontro tra Biassone e Bologna. Ovviamente il desiderio di tutti è farcela subito questa sera, anche per festeggiare un traguardo che sarebbe davvero storico proprio qui di fronte al pubblico giallonero. Da tanti anni il fila San Martino nell'elite della Serie B nazionale, quest'anno un ottimo riunione di marcia con un 24 vinte e 4 perse in regular season tra prima e seconda fase, a cui aggiungiamo anche la vittoria di sabato scorso in Terra Ligure. Ritorniamo però in campo, concentrati su questa partita, 4-10 da giocare, più 9 Lavagna. Va Peirano, scambia con le compagne, Peirano ancora, palla dentro, lo scarico in angolo. Canepa viene stoppata da Fassina, ancora Peirano, attacca il centro, va in sottomano, non realizza, a rimbalzo facile, non c'era nessuno a tagliare fuori. 2 punti facili per Lavagna che sale a quota 40, più 11 ancora per la formazione ligure. D'altra parte Bolletta per Stoppa, Bolletta ancora, Cignarale, attacca il centro, Cignarale va alla conclusione, non va, Cignarale ancora, strappa rimbalzo, ennesimo tiro sbagliato, rimbalzo di Fantoni. Descalzi per Peirano, ora viene stoppata la giocatrice ligure, ottima l'azione difensiva di Pagliotto, Valentina Stoppa in contropiede, finta il tiro Cignarale, prova ad attaccare, perde palla sul ribaltamento Cignarale, brutto questo possesso da parte delle Lupe. Va dall'altra parte Lavagna, subito che attacca il canestro, lo scarico, pasticcia Lavagna in attacco, non va, recupera palla Valentina Stoppa, palla 2, ora possesso San Martino. Esce Lisa Cignarale, entra Stefania Costa con 2,52 da giocare nel corso del terzo quarto di gioco. Stoppa, Fassina, Bolletta, cerca dialogo in post basso con Pagliotto, viene sporcato il passaggio, rimessa in attacco per San Martino, 8 secondi da giocare prima dello scadere dei 24.
Va la rimessa la capitana Valentina Stop. Si muove l'attacco giallo-nero, Fassina in angolo, Bolletta prova ad attaccare, manca poco, Bolletta va fino in fondo, appoggia mano sinistra la sua mano ma non va. Rimbalzo in sicurezza di Lavagna che porta palla con calma Descalzi e infrazione di passi, ingenuità da parte della formazione ligure. In attacco il Fila San Martino, va Bolletta a chiamare nuovamente il gioco, aspetta le uscite delle compagne, prova a uscire dal blocco stoppa, non riceve palla, gioco in post basso con Nausicaa Fassina che subisce fallo da Carbonell. Brava Nausicaa a prendere posizione, rimessa dal fondo per San Martino, cambia nella formazione ligure, esce proprio Carbonell, esce Jessica Carbonell, entra la sua omonima di cognome Eliana Carbonell. Stoppa la rimessa, non trova una compagna libera, va Fassina, bellissima conclusione sotto mano rovesciato di Fassina, 2 punti d'oro per il Fila San Martino che torna a -9. Principi, poi palla in angolo per Descalzi, prova a rubare, stop, rimessa laterale in zona d'attacco per il Polisport Lavagna. Carbonell, ribaltamento verso Principi che prova ad attaccare, non va, brava Valentina Stop a contenere Carbonell da 3 punti, non va il tiro, sputato fuori dal ferro, si lotta a rimbalzo, fallo di Nausicaa Fassina. Qui è mancato un bel tagliafuori da parte della difesa giallonera su questo tiro dai 7 metri di Carbonell. In questo quarto mantiene il vantaggio Lavagna, le Lupe non riescono a farsi sotto in maniera più concreta nel punteggio nonostante qualche bella iniziativa in zona d'attacco. Bravo Lavagna a ribattere colpo su colpo. 1,35 da giocare nel corso del terzo quarto. Va la rimessa d'attacco, Descalzi per Carbonell, ancora Descalzi, muove la palla sulle linee esterne contro la zona giallonera, tiro da 3 punti che non va, sputato fuori dal ferro, il tiro di Chiara Principi, altra palla a 2, possesso alternato, tocca la palla a Lavagna questa volta giustamente, che rimane in attacco, va a fare la rimessa dal fondo, si razzerano i 24 secondi, palla a Descalzi che affronta stop 1 contro 1, Peirano muove la palla sempre su linee esterne, Lavagna prova ad attaccare Peirano, non va, Carbonell da 3 punti ancora una volta, non tocca neanche il ferro. Buona la difesa del Fila San Martino, fatica adesso Lavagna a mettere il pallone dentro, ultimi attacchi più statici rispetto alla loro media di quest'oggi. Va Stoppa che attacca Carbonell, subisce fallo, brava Valentina Stoppa a indurre l'avversaria in errore. E viaggio in lunetta per la capitana giallonera, sopraggiunto limite di falli di squadra in questo quarto per Lavagna, può accorciare il distacco. Va Valentina Stop per realizzare il primo tiro libero, ora pronta con il secondo tentativo, buono anche il secondo, 2 su 2 per lei, -7 Fila San Martino, 33-40 per Lavagna, ultimo minuto di gioco nel terzo quarto. Supera bene il press la formazione ligure, Peirano, palla in angolo, non va il tiro da 3 punti, si lotta a rimbalzo, ennesimo rimbalzo offensivo di Lavagna, si muove ancora la palla sugli esterni, viene persa palla, recuperata da Stefania Costa che è in difficoltà, rischia di perdere palla nuovamente, la perde.
palla per Lavagna che con calma ripristina le posizioni in attacco. Descalzi ribalta, palla in angolo, finta di tiro, passo e tiro della giocatrice ligure che non va. Mancano 7 secondi alla fine del terzo quarto, va Bolletta a tutto campo, realizza e subisce fallo. Erika Bolletta, azione importantissima, 2 secondi dal termine del terzo quarto. Bolletta riporta -5 il Fila San Martino, che ritorna in partita, e ora il tiro libero per il -4. Realizza Bolletta, 40-36 per Lavagna, -4 Lupe, perfetta parità nel computo delle due gare di andata e di ritorno. Si gioca tutto nel quarto quarto, dove si deciderà questa miniserie di 2 partite. Siamo entrati nel quarto quarto di gioco, ultimi 10 minuti in cui si decide tutto. +4 Lavagna, che con il +4 delle Lupe d'andata fa perfetta parità. Ora attacco per la formazione ligure con Descalzi. Muove la palla con difficoltà, la palla arriva dentro per Carbonell che prova ad appoggiare a tabellone, non va. Recupera rimbalzo Pagliotto, e come sempre palla Bolletta per impostare l'azione. Valentina stoppa, Bolletta ancora, il Fila prova ad accorciare ulteriormente le distanze. Costa per Bolletta da 2 punti, non va. Fallo fischiato a Carbonell, ci sembra, sul tentativo di rimbalzo contro la nostra Alice Pagliotto. Rimessa dal fondo per il Fila, va Valentina stoppa. Bolletta chiama il gioco, Costa da 3 punti, Stefania Costa realizza, -1 Fila. Importantissima questa bomba di Stefania Costa, che brucia la retina a inizio quarto quarto. Prova a rispondere Lavagna da 3 punti, non va. Rimbalzo Fassina. Bolletta, pallone del vantaggio per le Lupe, che hanno recuperato tutto lo svantaggio. Va Pagliotto ad appoggiare. Alice Pagliotto, +1 per San Martino, che torna in vantaggio dopo tantissimo tempo e ribalta l'inerzia della gara. Pubblico in visibilio, tribune che non hanno mai smesso di incitare le ragazze del Fila. Ha chiamato time out giustamente coach Danilo Joan. 8:22 da giocare, +1 Fila. Negli spalti e in campo serpeggia un misto di emozione, tensione e adrenalina. Questa sera si potrebbe davvero fare la storia. Partita ancora lunga, tutto ancora aperto. Riparte il gioco. Carbonell per Principi. Difesa 3-2 per San Martino, che si adegua a 2-3. Palla che si muove sugli esterni, fa fatica a produrre una buona circolazione Lavagna, infatti ora rischia di perdere la palla. Bravissima Fassina, che anticipa, rischia di uscire col pallone e lo getta addosso all'avversaria prima di cadere fuori dal campo. Va Bolletta, stoppa, tenta l'1 contro 1, gioca 2 con Bolletta, attacca, stoppa, lo scarico dall'angolo, Costa non va, si lotta rimbalzo, bravissima Pagliotto a strappare, ancora Costa,
palla in mano a Bolletta, mette in freezer il pallone, riparte l'azione d'attacco, Costa, Pagliotto, stoppa. Costa che perde palla nell'uscita dal blocco, contropiede la Spezia e stoppata incredibile di Bolletta. Perde palla Costa, brutto questo pallone, sbaglia incredibilmente da sotto canestro, Descalzi non segna più Lavagna, ha sbagliato due facili conclusioni. Descalzi, corto il tiro da 3 punti, momenti convulsi della gara, recupera palla Lavagna di nuovo, attacca il fondo, Peirano prova, non prende neanche il ferro e termina con questo errore nel passaggio. Un minuto di pura confusione in campo, sale la stanchezza, come dicevamo si fa sentire anche la tensione di questa parte finale di gara, questa parte finale di stagione in cui si decide davvero tutto. Ancora il filo in attacco, Costa non sa dove dar palla a Caldeger che nel frattempo ha sostituito Bolletta. Cignarale 1 contro 1, subisce la stoppata di Giovanna Canepa. Buona iniziativa Isa Cignarale, ma nel momento di andare forte a canestro tenta un sottomano che non produce gli effetti desiderati. Rimessi in attacco per il filo, mancano solo 3 secondi al termine dei 24, deve affrettarsi per un tiro, non riesce nemmeno a ricevere palla a Costa, va a Lavagna dall'altra parte per tornare in vantaggio. Principi, Patelli, Peirano, palla in angolo, ancora Patelli, tiro da 2 punti di Peirano che realizza e riporta Lavagna avanti di un punto, 42-41, 5 e 50 da giocare. Va Caldeger a chiamare il gioco. Fassina in palleggio, prova l'1 contro 1, va al centro, Fassina, mano sinistra, stoppata, subisce fallo. Brava Fassina a cambiare mano, ad andare forte fino in fondo. Viaggio in lunetta per Nausicaa Fassina per riportare il filo a San Martino nuovamente in vantaggio. 5 e 39 da giocare. Buono il primo per Fassina, perfetta parità, quota 42. Due su 2 per Fassina, più 1 fila. Sempre in azione di press San Martino, prova a rubar palla a Caldeger, commette fallo. Sicuramente il filo ha alzato il ritmo in difesa tra press a tutto campo e difesa a zona. Dall'angolo Principi non prende neanche il ferro, via per il contropiede, va Caldeger, pallone per Costa, palla dentro a Fassina, in post basso, spalla a canestro, palla fuori di nuovo, Caldeger, Cignarale, pick and roll con Pagliotto, va Cignarale in palleggio, attacca Cignarale, scarica dall'angolo per il tiro da 3 punti di Fassina che subisce fallo. Tre tiri liberi per Nausicaa Fassina. 5 minuti esatti da giocare, 43 figli a San Martino, 42 Polisport Lavagna. Fassina buono il primo, ottime percentuali per le lupe oggi in lunetta. Terzo consecutivo di Nausicaa non va, abbiamo parlato troppo presto elogiando la prestazione balistica della lunetta della giovane guardia luparense. Terzo e ultimo tiro per Nausicaa Fassina che realizza
2 su 3 per lei, più 3 San Martino, 45-42. Sempre in press la formazione di Coach Sinigallia, che rischia di rubar palla, ma viene fischiato fallo. Valentina stop. Anzi, si tratta di Nausicaa Fassina che ha commesso fallo. Ottima l'azione difensiva, hanno portato sul raddoppio nell'angolo tra la linea di metà campo e la linea laterale, ma non è finita come si voleva questa azione di press. Può rifiattare Lavagna, ora sotto di 3 punti, deve comunque recuperare questo svantaggio oltre a quello dell'andata. C'è un più 7 San Martino del punteggio complessivo. Palla in post basso per Descalzi, non va. Ottimo lavoro a rimbalzo di Alice Pagliotto, che subisce il fallo di Descalzi, probabilmente fallo di frustrazione, a quanto pare fallo intenzionale fischiato a Sara Descalzi. Due tiri liberi per Alice Pagliotto e possesso fila. Buono il primo, più 4 Lupe. Non va il secondo, si resta sul più 4, però palla in mano per la squadra di casa. 4:38 da giocare. Gallagher stoppa. Pagliotto, Cignarale, Gallagher ancora, va per linea esterna il fila, va Gallagher in palleggio, prova lo scarico, non va, rimessa da fondo per le Lupe. 6 secondi prima di terminare i 24 a disposizione, deve cercare un tiro rapido. Va come sempre Valentina stoppa dal fondo, si muove l'attacco giallo-nero, palla dentro, non va, palla persa, brutto questo possesso delle Lupe. Può accorciare le distanze Lavagna, attacca, forse subisce fallo, un po' di confusione ancora possesso Lavagna. Descalzi, scarico dentro che non va, dichiara Principi, perde palla, Valentina stoppa, rimposta di nuovo, Gallagher. Cignarale non ha fretta, San Martino di andare a concludere, cerca di costruirsi un buon tiro, stoppa, cerca l'uscita delle compagne da 3 punti, Valentina stoppa, il ferro sputa fuori la sua conclusione, manca sempre meno, 3:30 in questo quarto, più 4 Lupe. Muove palla Lavagna, palla dentro, fallo fischiato ci sembra a Francesca Bial. C'è un time out, più 4 Lupe, 46-42, 3:22 da giocare. Si sta concretizzando il sogno giallo-nero, vantaggio minimo ma comunque importante. Ovviamente è ancora presto per fare calcoli, però probabilmente tra qualche minuto cominceremo a farceli per davvero, visto che ogni azione potrà essere determinante per l'esito finale. Tornano in campo le squadre. Possesso Lavagna, aveva subito fallo la giocatrice ligure, va dal fondo Peirano, palla Descalzi, prova a cercare dentro in post basso la compagna che prova a scaricare, ruba palla Bolletta, nel frattempo è entrata in campo, subisce fallo a metà campo. Bravissima Erika Bolletta, appena rientrata a recuperare palla, a correre dall'altra parte, subisce il fallo e siamo in bonus, quindi altri 2 tiri liberi.
con la possibilità di allungare nel punteggio. Va con il primo Erika Bolletta, realizza, ogni punto diventa sempre più pesante, sbaglia il secondo Bolletta ma si lotta a rimbalzo e Cignarale lo strappa, stoppa. Bolletta con calma, chiama il gioco, Fassina, gioco a 2 con Pagliotto, da 3 punti Nausicaa Fassina, sbaglia, si lotta a rimbalzo, Descalzi recupera, via dall'altra parte, deve affrettare ora le conclusioni di Lavagna per recuperare, va infatti da 3 punti subito Peirano, ma esce la palla, rischia di perdere la Bolletta, il possesso ancora giallo-nero, 2,42 da giocare, più 5 fila San Martino. La Fassina è rimessa, si smarca Bolletta, supera la metà campo col pallone a Cignarale, che però pasticcia Cignarale nella ricezione e commette anche fallo sulla numero 5 Patelli. Peccato di leggerezza per un pallone che poteva essere forse decisivo per allungare in maniera consistente. Da 3 punti Lavagna, primo ferro non va, sta facendo una fatica incredibile ora Lavagna a trovare dei tiri e dei canestri. Chiama il gioco Bolletta, non c'è fretta, vuole giocarsi un buon possesso San Martino, va a Fassina fino in fondo, rischia di sfondare, va a Cignarale, alza la parola, realizza Lisa Cignarale sullo scadere dei 24 secondi, 2 punti importantissimi ed ora più 7 per il fila, mancano solo 2 minuti e 3 secondi. Due punti di un'importanza davvero capitale sullo scadere dei 24 secondi. Fa un più 11 globale in questo momento, sempre nella somma delle 2 gare, perché sono quelle che dobbiamo tenere in considerazione per il punteggio finale. Sempre alta la tensione anche in tribuna, si avvicina il finale di partita, c'è voglia di festeggiare ma è ancora lunga, cerca di mantenere la calma e la concentrazione coach Sinigali assieme a Cardin suo assistente. Ora Lavagna che deve assolutamente realizzare un canestro per rimanere in partita, palla dentro, prova a trovare lo spazio, non va, infrazione di passi, bravissima la difesa giallonera a chiudersi raddoppiando sulla palla che arriva dentro, passa a metà campo Bolletta, non c'è fretta, chiama il gioco, ora buone spaziature per le Lupe, Bolletta ancora, esce dal blocco Cignarale che può attaccare, mano destra, alza la parabola, non va, viene stoppata, Lavagna dall'altra parte, Patelli, sbaglia canestro, si gira ancora Patelli da 3 punti, non prende neanche il ferro, rimbalzo di Valentina, stoppa, rischia di perdere palla e per la regola il possesso alternato, la palla torna nelle mani di Lavagna. 1:17 da giocare, manca sempre meno, ci avviciniamo al finale di partita. Pagliotto intercetta con il piede, si resetta il cronometro dei 24 secondi, 1 minuto e 12 al termine della gara, 7 più 4 i punti di vantaggio per il fila San Martino. Ora non va lo scarico, palla a Cignarale, ultimo minuto di gioco qui al palazzetto dello sport di San Martino di Lupari, più 7 Lupe, non c'è fretta, palla in mano a stoppa,
che attacca da 3 punti, Valentina Stoppa, non va, rimbalzo, smanacciata fuori, ancora Valentina Stoppa, 40 secondi al termine, le Lupe stanno portando a casa questa incredibile partita. Qui si fa la storia, si avvicina sempre di più da 2 per il FIA San Martino Cignarale, altri 2 punti. Tutti in piedi sulle tribune. Time out a 27 secondi dal termine, più 9 FIA San Martino. Partono già dall'alto i palloncini giallo-neri, un po' affrettati questi festeggiamenti. Euforia incontenibile, bisogna ancora aspettare prima di alzare le braccia al cielo. Ovviamente troppo entusiasmo da queste parti, bisogna liberare il campo da qualche palloncino caduto un po' troppo frettolosamente. 27 secondi da giocare, più 9 fila. Si fa ancora più calda l'atmosfera qui, siamo tutti pronti a gioire. Bravissime le nostre Lupe a recuperare lo svantaggio, a riportarsi avanti, a chiudere le maglie difensive. Ora va Lavagna, sembra non crederci più la formazione ligure. Non si aspetta altro che il finale di partita stoppata di Pagliotto, grandissima la prestazione difensiva, Bolletta dall'altra parte, sta per finire, Lupe in A2, tutto il pubblico in piedi, grandissima impresa della formazione di coach Sandro Sinigaglia e finalmente le Lupe in questo maggio 2008 conquistano per la prima volta la Serie A2, grande festa, ora tutti in campo a festeggiare, meritatissima la vittoria da parte della formazione di coach Sinigaglia al termine di un'incredibile annata con 26 vittorie e solo 4 sconfitte, è Serie A2. Coriandoli, palloncini e la meritatissima colonna sonora dei Queen con We Are The Champions. Grandissima stagione, grandissima squadra, grandissimo staff tecnico, grandissimo pubblico. FIA San Martino è in A2 per restare.